Anche il Castello di Montorio lancia uno sguardo interessato sul centro sportivo delle Sorgenti per questa determinante gara tra Montorio e Longare Castignero. Ultima giornata della regular season del campionato Eccellenza Veneto, entrambe le compagini si giocano un'intera stagione. Il Montorio scende in campo con questa formazione. Dirige l'incontro il signor Termo, assistito dai signori Ionata e Zoccarato. Il Montorio si affaccia subito nell'area del Longare. Moretti mette al centro area una palla che Marchetti controlla e tira. Marchioron respinge. Ancora Marchetti prova la conclusione che trova attento Bragato. Poi è Lavagnoli a tirare dalla linea dell'area di rigore. Palla al lato. Il Longaro risponde con Cappelletto, Rabarra respinge e Zoc spazza. Al 28esimo un'azione molto pericolosa del Montorio. Moretti per Cecco che controlla e tira a botta sicura. Bragato si tuffa e respinge. Cambio di fronte e Pennacchio prova a deviare la palla in rete ma senza successo. Al 36esimo attrazione pericolosa del Montorio. Cecco mette in aria, la respinta fa arrivare la palla a Meneghelli che tira, ancora Bragato salva la porta con la mano di richiamo. Il secondo tempo riparte con una conclusione dalla distanza di Pennacchio. Angolo di Lavagnoli, sulla ribattuta si fionda Cailotto che trova la gamba di Camparmo sulla traiettoria. Al 14esimo il signor Termo fischia un calcio di rigore per l'intervento di Bragato su Moretti. Dal dischetto va Zanetti che non sbaglia neanche stavolta, spiazzando il portiere avversario. 1-0. Il Longare risponde con Baretta che crossa per Camparmo. Il suo tiro di testa finisce al lato. I padroni di casa si lanciano in contropiede con un'azione ben costruita. Zanetti serve Marchetti che lancia sulla fascia Braga. Fuga sulla sinistra e cross in aria sul quale Zanetti non ci arriva per poco. Poi è Moretti a liberarsi per il tiro. Bragato in tuffo devia in angolo. Sul corner Cecco serve a sorpresa Cailotto che controlla e calcia. La sfera sbatte sulla traversa. E come spesso accade, gol mancato, gol subito. Pegoraro batte un calcio di punizione dalla tre quarti. Sulla para respinta si avventa Marchioron che batte a fil di palo. 1-1. La partita si scalda un po', ma senza grossi sussulti, e il risultato non cambia. Dopo 6 minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine. Il Montorio evita i play-out, mentre il Longare Castignero dovrà giocarsi la salvezza nelle prossime gare. Risultato finale: Montorio 1, Longare Castignero 1.